e non te ne andare! Ascoltami, torna indietro! Fermati! Non te ne andare, ti prego! Ti voglio bene! Stavo chiudendo, cosa desidera? Vorrei fare un regalo. Allora è nel posto giusto, venga. Le consiglierei una scatola di caramelle, oppure una confezione di marron glacé e confetti di zucchero. O forse preferisce dei cioccolatini. Quella in alto? La sua è una scelta ottima. Sono quelli che preferisco anch'io. Sono cioccolatini della migliore qualità. Un po' costosi, certo, ma valgono senz'altro il prezzo. Rimarrà soddisfatto, vedrà. Fa ancora molto caldo oggi, vero? Ah!
Bob, dove stai andando? Bob, smettila! Vieni! Vieni! Largo, signori! Per favore, fate passare! Ti ho parlato giusto ieri pomeriggio. Sì, anch'io lo conoscevo. No, penso proprio di no. Sì, lo conoscevi? Sì. Non fanno passare nessuno. Gigli? È così come è stato trovato. Ferite multiple da taglio. Una è all'occhio. E poi quello. Mio Dio. Gli hanno tagliato l'orecchio. Che diavolo ci fanno con un orecchio? Forse se lo tengono come souvenir. Pronto? Ciao, sono Tracy. Volevo avvertire che oggi verrò più tardi. Porterò anche le revisioni della prima bozza. Grazie, Maria. D'accordo, ci vediamo dopo, ciao. Signora Grant, mi scusi tanto, permetta che mi presenti. Mario Fulci, signora Grant, il direttore del cimitero. È un piacere conoscerla. Che sta succedendo? La prego, vuole seguirmi? Le spiegherò tutto strada facendo. Vorrei parlare con lei, se non le dispiace. È successo qualcosa? Ecco, signora Grant. Come fa a sapere il mio nome? Mi vuole spiegare che c'è? Perché ci sono dei poliziotti intorno alla tomba di mio marito? La notte scorsa qualcuno si è introdotto nel cimitero. Ha disotterrato il corpo di suo marito e ne ha trafugato i resti. Hanno preso Abe. Non è possibile. La polizia ha chiesto di interrogarla. Ma chi può volere un cadavere? La morte risale da 8 a 12 ore fa. Potrò dirlo con più precisione dopo l'autopsia. Hanno trovato il tuo souvenir. Souvenir? L'orecchio. Ah. E il movente? Soldi non ne hanno presi, né altro. È probabile che si tratti di uno psicopatico.
Andiamo via di qui. Chi diavolo è lei? Michele Livetti, della Omicidi. Dirigo le indagini. La polizia è stata qui tutta la mattina. Credevo aveste finito. Ci sono un paio di domande che vorrei farle personalmente. È in partenza? È un vero poliziotto. Mi rendo conto che questo non è il momento migliore. Mi ma scusi, non se la prenda. Sono nervosa e spaventata. Me ne ritorno a casa dei miei. Voglio andare via di qui. Ha una sigaretta? Ho smesso da poco. Io non ho mai cominciato, ma ci sto pensando. Come devo chiamarla? Mi chiami Michele. Quando ha trovato il pacchetto? Stamattina. Dopo che era stata al cimitero? Sì. Le chiedo scusa, so che è sconvolta. Non si preoccupi. Era ancora un ragazzo. Io non riesco a capirci niente. Un certo Ugo Milani è stato assassinato la scorsa notte. Aveva una pasticceria. Lo conosceva? No, Era suo l'orecchio che ha trovato nel frigorifero. Lei ha detto che il biglietto è stato scritto da suo marito. sì, non potrei non riconoscere la sua calligrafia. O è stato falsificato, o l'ha scritto Abe molti mesi fa. Signora Grant, il punto è che chiunque l'abbia lasciato lì sapeva che l'avrebbe riconosciuto. Ed è quello che voleva. Ma non ha alcun senso. C'è un'altra cosa che deve sapere. La porta non è stata forzata. Come hanno fatto a entrare? Evidentemente con la chiave. D'ora in poi sarà protetta dalla polizia. Il mio vice Gigli garantirà la sua sicurezza. Accidenti, quanto è grosso. Si chiama Bob, non morde. Ne è sicura? Scusa. Ispettore? Buongiorno, ispettore. Buongiorno. 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 Ciao, Gianna. Salve, Alessia. Ciao, Gigli. Ciao. Ho trovato della terra a casa Grant e poi ho raccolto questa al cimitero. Dia alla scientifica di confrontarle al più presto. Ci vado immediatamente. Se sono uguali avremo la certezza che chi ha ucciso Milani ha anche dissotterrato il corpo di Grant. Ecco il rapporto preliminare di morto sul cadavere. Il capo vuole vederla subito. Ci avrei scommesso. Proprio quello che ci voleva in questo momento. Ha un aspetto orribile.
Sto lavorando giorno e notte a questo caso e non ho tempo per dormire. Non potrei essere altro che stanco. Tenga. Pensa che questo psicopatico ucciderà ancora? Speriamo di no. È assurdo. Ricordo che solo pochi anni fa faceva notizia un uomo che uccideva la moglie tra le pareti di casa e adesso un poveretto può essere fatto a pezzi come se niente fosse. Se avesse visto la vittima, l'assassino l'ha fatta a pezzi come un quarto di manzo. Attenzione, prego. Avvertiamo la gentile clientela che la chiusura avverrà tra 10 minuti. Sei stata poi in quella terra? Sì, ci sono stata. Mi hanno detto che c'era tanta gente. Sì, è vero. Tieni. Andiamo, sta per chiudere. 5 minuti e la chiusura, signori. 5 minuti. Si pregano i signori clienti di dirigersi verso l'uscita più vicina, prego. Dirigersi verso l'uscita più vicina. Grazie per la collaborazione. Occupato. Ehi! Chi è? Come puoi ben vedere, l'assassino ha amputato la mano destra. Inoltre la cavità toracica è stata squarciata con una lama. Ferite da taglio e mutilazione. Deve essere lo stesso assassino, morto. Sì, porta la sua firma. Ho la sensazione che continuerà ad uccidere. Ho bisogno del rapporto al più presto. Dobbiamo cercare di fermarlo subito, Michele. O avremo un'altra serie di delitti simili a quelli di Scandicci. Cosa sono i delitti di Scandicci? Mai sentito parlare del mostro di Firenze? Ehi, sveglia? Ho detto di far finta di dormire. Mi scusi, è il caldo. Me ne frego del caldo. Se riusciamo a farlo uscire allo scoperto e a beccarlo, va bene. Ma la nostra prima preoccupazione è proteggere la signora Grant. Sono stato chiaro? Sì, signore. Alla casa si è avvicinato qualcuno? No.
La seconda unità dove è appostata? Sul tetto, ispettore. Passami la radio. Subito. Visto niente, ragazzi? Solo lei, ispettore. C'è un silenzio di tomba quassù. Molto bene, speriamo che continui così. Sì, signore. Adesso fate un giro di perlustrazione e occhi aperti. E dite a quei cretini che stanno sul tetto di non spararvi. Sta zitto, Bob. Entri. È sola qui? I miei sono dovuti partire per gli Stati Uniti. Scusi se l'ho fatta attendere, stavo lavorando nello studio. Che genere di lavoro fa? Curo l'edizione di libri, soprattutto storici. Ha un aspetto orribile. Che cosa è successo? C'è stato un altro delitto. Ho bisogno di bere qualcosa. Cosa le servo? Niente, grazie. Sono in servizio. Si sente al sicuro qui, tutta sola? I miei torneranno fra 2 settimane e poi io Bob. Senta, signora Grant. Chiamami pure Tracy. Va bene, Tracy. Vediamo di non correre rischi. C'è un maniaco omicida in giro e sembra che in qualche modo tu rientri nei suoi progetti. Io voglio essere sicuro che resti lontano da qui. Quindi, chi ha le chiavi di questa villa? Io, i miei genitori e la donna di servizio che viene ogni mattina. E nessun altro? No. Le porte e le finestre? Sono chiuse a chiave, hanno il sistema d'allarme. È per questo che sono venuta qui. Va bene. Giro di ispezione. Ogni porta, ogni finestra e ogni stanza. Controlliamo tutto. È solo Angelo che perlustra. Questa è l'ultima. Abbiamo visto tutto. Sì, signore. Che cos'è? È un portavivande. Serve per mandare il cibo al piano di sopra. Non lo usiamo quasi mai. È essenziale mantenere la calma e non spaventarsi. La gente fa cose stupide quando ha paura. Hai una pistola in casa, vero? Sì, nella scrivania. La sai usare? Certo. Bene. Se ci fossero problemi e se notassi qualcosa di strano, chiamami a questo numero. A qualunque ora. E poi... non ti preoccupare. Ci sono altri cani da guardia là fuori. Andrà tutto bene. E chiudi la porta a chiave, eh? Mi prendi in giro.
Non fare così, ti ci metti anche tu! Sangue. Parlami del tuo matrimonio. E di cosa? Di te e di Abe. È stato bello. Non mi sfuggire, Tracy, ti prego. Cerco solo di aiutarti. La scientifica ha finito? Stanno andando via. Bene, grazie, Gigli. Di niente. Ascolta, so cosa stai passando. Però non vorrei arrivare qui una sera e trovarti assassinata come la donna che ho visto appena un'ora fa. Voglio dirti questo riguardo all'assassino. Sicuramente non ha l'aria dell'omicida, ma è uno psicopatico. Noi possiamo anche pensare che sia pazzo. Ma dentro la sua testa lui sa esattamente cosa sta facendo e come intende farlo. Non riusciremo mai a capire perché sei coinvolta in questa storia se tu non ci aiuti. Possiamo uscire? Sono così nervosa che non riesco a stare seduta. Ho conosciuto Abe 2 anni fa. Era amico di amici. Scoprimmo anche che conosceva mio fratello Rad. Così abbiamo cominciato a frequentarci. Circa 6 mesi dopo eravamo sposati. I tuoi erano contrari? Soprattutto mio padre. Sosteneva che non sapevo niente di Abe e che mi sposava per i soldi. Ed era la verità? Certamente no. A quanto pare c'era anche qualcun altro che non era entusiasta di questo matrimonio. Scusa, non capisco. Il sangue, Tracy. Hai fatto una denuncia alla polizia? Era sangue finto, uno scherzo. Un orecchio nel frigorifero, una mano sulla porta e quel sangue. Non mi sembrano molto divertenti come scherzi. L'ho trovato nel mio appartamento, una sera al mio rientro. Non è accaduto la sera dopo le tue nozze? Abe era uscito. Quando sono entrato ho trovato il letto pieno di sangue. Non riuscivo a capire come fosse accaduto. Ero terrorizzata, non aspettai il suo rientro e chiamai subito la polizia. Chi aveva le chiavi dell'appartamento? Soltanto Abe e io, per quello che ne so. Ci fu anche dell'altro. Lettere oscene, soprammobili rotti, fotografie strappate. Andò avanti per settimane. Ce l'hai ancora quelle lettere? Le ho bruciate. Non sai chi può essere stato? Abe forse lo sapeva. C'era un tale che si chiamava
Tim o Timothy, non mi ricordo. Un tempo erano stati molto amici. Mi ricordo che una sera ci seguì con la sua macchina. Fu molto strano. Qual era il suo cognome? Mi spiace, non lo so. Che aspetto aveva? Non l'ho mai visto da vicino. Non mi sei stata di grande aiuto. Permettimi di chiederti una cosa. Perché non te ne vai di qui finché non sarà tutto risolto? Sono scappata fin troppe volte nella mia vita. Quando morirono mio fratello Rad e mio marito. Ma questa volta resto. Di chiunque si tratti e qualunque cosa vogliano non mi faranno scappare. Sono venuto qui per avere qualche informazione su Abe Grant. Lei ha identificato il cadavere? Era un così bel ragazzo. E poi quando l'ho visto... orribile. È stato orribile. Nessun dubbio che si trattasse di Grant? Nessun dubbio. C'erano i suoi indumenti, la sua moto. Era senz'altro lui. Ho avuto subito la certezza che fosse Abe. Perché non è stata la moglie a identificare il corpo? Vederlo in quello stato l'avrebbe fatto solo del male. Non era una visione piacevole. Ma perché lei? Credevo lo sapesse. Abe viveva qui. Davvero? È proprio come l'ha lasciata lui. Queste sono tutte le sue cose. Questa stanza era il paradiso di Abe. Poteva andare e venire a suo piacimento. Ah, Abe, giusto? Sì. E l'altro uomo? Non ne ho idea. A una certa età i ragazzi si somigliano tutti. Ma perché ha continuato a venire qui? Per lui era una specie di rifugio. Un rifugio per cosa? Portava delle persone, donne, uomini. E a che scopo, signor Morangi? Immagino che non giocassero con le carrozze, ispettore. Conosce qualcuna di queste persone? Erano affari suoi, non miei. Questa linea telefonica era in comune? Solo sua. Immagino che non sappia dov'è la cassetta della segreteria, vero? No. Per la verità, quando ha telefonato, non immaginavo che avesse intenzione di rovistare per tutta casa. Posso tornare con un mandato di perquisizione, se lo preferisce. Non ce n'è bisogno. Che cos'è? Non è certo Borotalco? Ma le assicuro che io non ne sapevo niente. Grazie per la collaborazione, signor Morangi. Mi è stato di grande aiuto. È stato un piacere. Devo solo prendere le pagine di un manoscritto. Torno subito.
Sono l'agente Melli, signora Grant. Salga subito, la prego. Aperto la centrale. Pronto? Sono l'agente Melli. Sono a casa della signora Grant. Abbiamo trovato una valigia sospetta dentro il frigorifero. Va bene, certo. Provvediamo immediatamente, non si preoccupi. Ti senti bene? Grazie a Dio non eri sola. Non l'hai visto in faccia. È successo così in fretta. Cosa poteva esserci in quella valigia? Deve essere stato quel team. Non può essere stato che lui. Sei proprio sicura di non sapere il suo cognome? Per quale motivo lo farebbe? E chi è questa donna? Si chiama Eleonora Corti. È una dottoressa. Di famiglia ricca, divorziata e pazza per il tennis. Il suo è l'unico numero telefonico privato? Sì, tutti gli altri numeri dell'agenda sono di telefoni pubblici. Cosa può significare? Sesso, droga o ricatto. Scarterei il ricatto. Quindi potrebbe trattarsi di droga con un po' di sesso. O di sesso con un po' di droga. Brava. È stato divertente. Mi hai battuto anche oggi. Sei in ottima forma. Grazie. Vieni, andiamo a mangiare. Lei è socio, signore? Mi aspetta un'amica. Scusa. Ho fissato il campo anche per voi. Se vuoi passare per me. Sembra buono. Sta bene. D'accordo? Signora Corti? Buongiorno. Livetti dell'Omicidi. Dovrei farle qualche domanda. Dica. Guardi bene questa foto. Conosce quest'uomo, dottoressa? No, non lo conosco. E qui non c'è niente sotto il nome di Abe Grant. Forse se mi spiegasse le circostanze. È rimasto ucciso in un incidente con la moto. Un momento, non parlerà del marito di Tracy Walker? Tracy Walker? Tracy Grant, immagino che si chiami così ora. Come mai la conosce? È venuta la prima volta da me dopo la morte del fratello. Era molto depressa. Ha conosciuto anche Abe? No. Ci siamo parlati una volta per telefono. Mi pregò di ricevere un suo amico. Immagino che avesse avuto il mio numero da Tracy. Chi era quest'amico? Tim Belli. Tim Belli. Dottoressa, lei ha pronunciato la parola magica. Mi parli di lui. Tim era un tipo solitario come Abe.
Se non si fosse accostato alla droga, sarebbe diventato un pianista famoso. Comunque, i due sono stati molto intimi. Non credo che fossero amanti, ma piuttosto come fratelli. Però tutto questo finì quando Abe conobbe Tracy. Infatti, da quel momento smise di frequentare Tim. E Tim perse la testa. In che modo? Era geloso, si sentiva tradito, abbandonato dal suo amico. Cominciò a fare irruzioni in casa loro. Questo lo so. È stato allora che cominciarono le sedute. Era praticamente sull'orlo della pazzia. Per quanto è stato suo paziente? 4 o 5 sedute, mi sembra. Poi smise di venire. Cercai di contattarlo, ma mi dissero che si era trasferito. Mi dica solo una cosa, dottoressa. Ritiene che sia capace di uccidere? Questa è soltanto la mia opinione, ispettore. Sì, credo che ne sia capace. Ragazze, stiamo chiudendo. Forza, ragazzi, stiamo chiudendo, uscite dall'acqua. Peccato. Avrei fatto volentieri un altro bagno. Andiamo, bambini, è ora di smettere adesso. Basta con l'acqua. Quei bambini sono ancora qui. Se ne stanno andando. Oh, io li tiro fuori dall'acqua, ma poi a farli uscire dagli spogliatoi ci pensi tu, D'accordo. Ragazze, se non uscite di corsa da quella piscina, finirete nelle mascelle di uno squalo assassino. Eccomi! Ehi, ma che fa? La piscina è chiusa! Le ho detto che la piscina è chiusa! Questo è un posto meraviglioso per i bambini, ma io e Rad ci divertivamo a fare su e giù nel portavivande. Qualche anno dopo lui si trasferì nell'appartamento sopra il garage che chiamavamo la reggia di Rad. Da quanto tempo si conoscevano Abe e Rad? Veramente non lo so. Che cosa faceva Abe? Lui aveva un gran fascino. Poteva fare tutto quello che gli veniva in mente sul momento. Lavori di design, pubbliche relazioni. Ha fatto persino il modello. Era bravo quasi in tutto. Bob! Quindi aveva sempre soldi? Ah, sì. Faceva uso di droghe? Non ha mai usato roba pesante. Cocaina? Qualche volta. Sapeva dove trovarla. Ma non era un tossicodipendente. Perché queste domande? Era possibile che spacciasse? No, non avrebbe mai fatto una cosa simile. Ho una cosa per te. Mi chiedevo che fine avesse fatto. L'avevi lasciata a casa tua. Ho pensato di portartela. Mi mancava. Grazie. Sai, questa è l'unica bella foto che mi è rimasta di lui.
È un dito? No, non è un dito. Tiratelo pure fuori. Chi l'ha trovato? Il custode stamattina. Ascolti, Diretti, 3 delitti come questo in così poco tempo sono troppi. Dovremmo organizzare le indagini in un altro modo. Affiancherò io stesso il reparto speciale che lei dirige. Così chiuderemo il caso al più presto. Calma, signori, avete già fatto abbastanza fotografie, per favore. Credo che lei mi conosca. Sono arrivato ad essere quello che sono dopo tanti sacrifici. Stavolta è anche il mio posto ad essere in gioco e non ho intenzione di perderlo. Pensate che possa essere lo stesso maniaco? Cosa c'entra un bagnino con i precedenti delitti? Calma! Vogliamo Calma, che per cosa favore! c'è? Qualcosa dovrà dirci, Per no? favore, lasciatemi passare. Ipostasi rosee agli arti superiori e al capo. Raffreddamento rapido post mortem poiché ritrovato in acqua. Lesioni da punta e taglio con lama monotagliente. Sbiancamento e raggrinzimento dell'aspetto cutaneo. Ciò fa pensare che la morte risalga a circa 16 ore prima del ritrovamento. C'è una cosa che devi sapere. L'ho scritta. È sul rapporto. Ma intanto te ne parlo. C'è un particolare che non avevo notato. Allora, nel primo delitto c'erano soltanto mutilazioni e ferite esterne. Forse questa potrebbe essere la pista. Posso offrire? Come vuoi. Nel secondo e terzo delitto, oltre alle mutilazioni esterne, sono stati asportati anche degli organi interni. Nel caso della donna, il cuore. Nel caso del bagnino, un rene. Un rene? Aveva un rene solo. L'altro è stato asportato chirurgicamente tempo fa. Parecchi mesi, direi. Controllerò l'anamnesi di tutte e 3 le vittime. Forse così potremmo ottenere qualche risposta. Lo sai, non riesco a capirci più niente. Uno psicopatico è uno psicopatico, ma... questo li batte davvero tutti. Salve. Ciao. Sono passato per vedere se andava tutto bene. Ti disturbo? No, entra. Il tuo aspetto peggiora ogni volta che ti vedo. Dormi mai? Forse un paio d'ore a Natale, altrettante a Pasqua. Ad ogni morte di Papa. Vieni. Stavo lavorando qui. Lo sai che comincio ad abituarmi ad averti intorno? Posso sperare di sostituire Bob nei tuoi effetti, allora? Direi che stai correndo troppo. Salute. Ho quasi finito. Mi mancano ancora 10 minuti di lavoro. E poi andrò a preparare qualcosa per cena. Hai già mangiato? No, però mi piacerebbe molto, ma temo che tu... Su, avverti l'ufficio. L'ufficio? O comunque si chiami. Di che sei qui. Sapranno dove cercarti. Vuoi veramente cenare insieme a me? O con te o con il poliziotto che è qui fuori. 10 minuti. 10 minuti. Frequenti altre donne? Per un certo periodo mi sono dato al sesso sfrenato. Ma è stata una cosa stupida.
La cena era ottima. Non ti senti solo? Certe volte quello che non hai è importante quanto quello che vuoi. Comunque aspettarsi che la vita ti dia tutto e sempre è una follia. Cazzo, come sono sbronzo. Non vuoi accompagnarmi alla porta? Ho controllato gli ospedali psichiatrici come volevi tu. Alla Villa dei Pini ho trovato un Timoteo Belli ricoverato circa 15 mesi fa. Lo stesso periodo dell'incidente. Da quanto tempo è fuori? Da meno di un mese. Hanno l'indirizzo? No, ma gli hanno trovato un lavoro nelle cucine dell'ospedale centrale. Hanno detto che l'aveva chiesto lui. Chissà perché. A proposito, ti ha cercato Morangi. Cosa voleva? Parlare urgentemente con te. Mi è sembrato piuttosto sconvolto. Non sapeva neanche chi fosse. Per quanto è rimasto così? Sempre. Però riusciva a ricordare l'incidente in cui era morto il suo amico. Era ancora un problema per lui. Non accettava il fatto che il suo amico non ci fosse più. E quindi fingeva di essere Abe Grant. Insomma, fingersi Abe Grant era un modo per farlo rivivere. Esatto. Facendo così, ovviamente, aveva dovuto sacrificare la propria identità. Però questa perdita per lui era molto più accettabile di quella dell'amico. In ogni modo, dopo un certo periodo, eravamo riusciti a persuadere Belli della sua vera identità. Grazie, professor Brusco. È stato di grande aiuto. Un momento, ispettore. Devo dirle un'altra cosa. Belli aveva studiato per diventare concertista. Pensavo che suonare il piano fosse per lui una buona terapia, perciò gliene fornimmo uno, ma non lo toccò neanche. Lo ritiene capace di uccidere? Sì, è possibile. E il movente quale sarebbe? Ah, non ne ho idea, ispettore. Temo di non poterlo aiutare.
Lei mi adula. Tutt'al più un angelo caduto. Per poco non la uccidevo. Che ci fa qui dentro? Mi stavo nascondendo. Cosa crede che facessi? Pensa che mi diverta stare rinchiuso qui? Allora, che è successo? La notte scorsa ho sentito dei rumori nella stanza di Abe. Sono andato a vedere. Era Abe. Abe è morto, signor Morangi, e lei ha identificato il corpo. Allora devo essermi sbagliato. A meno che non si tratti di uno zombie, ispettore. Dov'è morto? È nella dispensa. Vieni, entra, Michele. Ho avuto il tuo messaggio. Ti spiace se continuo mentre parliamo? Qualche stronzo non ha rimesso al suo posto un campione importante. Ho controllato l'anamnesi delle vittime. Erano tutte beneficiarie di un trapianto d'organo. Allora? In aggiunta alle altre mutilazioni, in ciascuno dei 3 casi, l'assassino ha preso l'organo trapiantato. Chissà perché l'ha fatto. Te lo dico io perché. Perché gli organi vengono tutti dallo stesso donatore, Abe Grant. Cazzo. Sta cercando di rimetterlo insieme. Sì. Sì, è probabile. E forse quelli che ha preso non sono i soli organi che gli servono. Giusto. Se altre persone hanno ricevuto organi da Grant, sono già cadaveri se l'assassino arriva prima di noi. Pronto? Sì, Michele. La cartella di Grant è sparita. Per questo Timbelli cercava un lavoro qui all'ospedale. Dovranno estrarre i dati che ci servono dal computer. Gigli, ho bisogno di quei nomi. E subito. Devo ritirare un pacco per la A&B Publishing. Sì, è pronto. Aspetti un momento, lo prendo. Grazie. Bob! 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 Ci sono altri beneficiari di trapianto. Lasci perdere questo. È già morto di morte naturale. Va bene. Le ho scritto anche gli indirizzi più recenti degli altri 2. Grazie. Buona fortuna. L'ispettore Livetti, sono Gigli. Michele? Ho i nomi degli altri riceventi d'organo. Bob! Chi ha lasciato la porta aperta qui sotto? Radu non abita più qui.
Pronto, c'è l'ispettore Livetti. Sono Tracy Grant. No, mi dispiace, l'ispettore in questo momento non c'è. È una cosa urgente. Mi faccia richiamare immediatamente. Non siamo ancora arrivati alla soluzione, ma siamo sulla strada giusta. Ha fatto un buon lavoro. C'è una cosa che non mi quadra, però. E sarebbe? La storia di Morangi che dice di aver visto Abe Grant. Al momento non gli ho dato peso. Probabilmente era ubriaco fradicio. Non ne sarei così convinto. Era spaventato piuttosto. Come se avesse visto un fantasma. Di certo quello a cui diamo la caccia non è un fantasma. C'è qualcosa che non mi quadra. Ma non so che cosa. A che punto siamo con i 2 beneficiari del trapianto? La signora Landi sta venendo qui. Ha ricevuto l'altro rene di Grant. Ed è anche incinta. E l'altro? È un insegnante. Katia Lelli ha avuto il trapianto di una cornea. La stiamo cercando. Pagina 5. Faremo qualche esercizio di lettura. Bravi bambini. Sì, lo so che siete stanchi, ma cercate lo stesso di stare attenti. Coraggio, ancora un piccolo sforzo. Marco, inizia tu. Il mio cane è bello. Bravo. Ora tutti insieme. La mia casa è grande. La mia casa è grande. Sì, ma io ho provato, ma non risponde nessuno. Cercavo giusto te. Ha telefonato la signora Grant. Richiamala. E sta salendo la signora Landi. Bene. Avete notizie di quell'insegnante? Senti, me ne frego dei vostri maledetti problemi. Voglio che troviate quella donna immediatamente. O devo farlo di persona? Stronzi. Sì, sì, bene. C'è la signora Grant sulla 2. Tracy, che c'è? Resta lì dove sei. Ti mando in casa uno degli agenti che è fuori finché non arrivo io. Calma, non preoccuparti. Hai capito? Sì. Che resti al suo fianco, non deve lasciarla neanche per un attimo. Michele, vuoi vedere una foto di Timbelli? Dove cavolo l'hai presa? All'ufficio del personale dell'ospedale centrale. Aspetta. La foto che ho preso da Morangi. Sì, eccolo lì, con Abe. Cazzo. Abbiamo sempre avuto una foto di questo figlio di puttana. Fai fare delle copie di questa, così vediamo se riusciamo a inchiodarlo. Poi raggiungimi a casa Grant. Va bene. La signora Landi. Ah, signora Landi, prego. Si accomodi. Si sieda. Spero di non averla spaventata. Insomma, siete stati bravissimi. Potete mettere via i libri. Ora ascolteremo una favola. Sì, una favola! Sì, mi piace! Di che cosa parla? Se vi dico che è una storia di animaletti deliziosi, simpatici e divertenti, qualcuno sa dirmene il titolo? Nessuno? D'accordo, vi darò un altro indizio. È una bella storia di animaletti che vanno ghiotti per il miele. La famiglia degli orsetti. Molto bene, Riccardo. Siete tutti pronti? Sì! Sì! C'era una volta, nella foresta incantata, una famiglia di animaletti simpatici e pelosi. Dobbiamo vedere il preside. Non è in sede in questo momento. Stiamo cercando un insegnante che si chiama Katia Lelli. Mi dispiace, non la conosco, sono nuova da poco qui.
Si tratta di una questione di vita o di morte. Beh, se è così urgente posso chiamare la signora Berni. È la vicepreside, al corrente dei turni degli insegnanti. Grazie, faccia presto. Vado a raccogliere le morni cespugli, vieni con me? No, fratellino, non posso. Ti sei forse scordato che questa sera c'è il ballo degli orsetti? Tu lo sai quanto ci tengo ad essere la più bella. E se vengo nel bosco rischio di spettinarmi e di rovinarmi tutta l'acconciatura. Oh, queste sono solo stupidaggini. Com'è la situazione? Tutto tranquillo. Tieni gli occhi aperti, eh? Va tutto bene? Sì, signore. Ciao. Aspetta fuori, ti chiamo se ne ho bisogno. Sì, signore. Grazie a Dio sei qui. Che cosa hai visto esattamente? C'erano una pizza mangiata a metà e una birra. Una birra di importazione, la marca di birra che beveva Abe. Cazzo. E questa dove l'hai presa? Non ha importanza, conosci l'uomo insieme a Abe. Non ti capisco. È l'uomo che riteniamo sia l'assassino, Tim Belli. Questo è mio fratello Rad. Vuoi dire che questo è Abe e questo è tuo fratello Rad? No, no, questo è Abe. Abe è questo? Esatto. Vuoi dire che quest'uomo non è Abe? No, è mio fratello. E che diavolo ci fai in bella mostra sulla cornice il necrologio di Abe? Infilo in questa cornice le cose che ho paura di perdere. Comunque Tim Belli ha distrutto tutte le foto che avevo di Abe. Pensavi che Rad fosse Abe? Hanno trovato Katia Lelli. È morta. Resta qui. Non devi lasciarla sola neanche un attimo, neanche un secondo. Va bene. La morte è stata provocata da ferite lacero-contuse. Le hanno tagliato la gola e tolto gli occhi. Aveva perso l'uso di un occhio. L'aveva ripreso grazie a un trapianto di cornea. Per questo era venuta a lavorare qui. Dannazione! Potevamo salvarla.
Stavolta è stata solo colpa nostra. Cazzo! Potete portarla via. Su, coraggio. Ispettore, è arrivato un messaggio. Alla signora Landi sono iniziate le doglie. La stanno portando in ospedale. In quale ospedale? Al centrale. Signora Landi, non ci aspettavamo di vederla così presto, lo sa? Mi sono appena cominciate le contrazioni. Non deve preoccuparsi. Adesso deve solo restare tranquilla. Noi ci prenderemo cura di lei. Avrà un bambino bellissimo. Vedrà. Dovrebbe spostare la sua macchina, agente. Ha parcheggiato nel posto delle ambulanze davanti al pronto soccorso. È in buone mani adesso. Torno subito. Va bene. Abbiamo chiamato il suo ginecologo. E l'ostetrica è già in sala parto da qualche minuto. Vado a sentire se è tutto pronto. Come si sente? Abbastanza bene. Si trova al quinto reparto. Dove mi porta? Andiamo a fare un'ecografia per essere sicuri che il bambino stia Ma bene. mi sono già cominciate le doglie. Non si preoccupi, sono qui per avere cura di lei. Dov'è la signora Landi? Dov'è la signora Landi? Un infermiere l'ha portata via. Stia giù! Mi riporto indietro. Fermatelo! Fermate quell'uomo con la barella! Non farlo, Abe! Non farlo, Abe! Non farlo. È proprio Abe. Lui non farebbe mai cose simili. Crede di essere Tim Belli. E cosa vuole fare? Ricostruire Abe pezzo per pezzo. Io vado a dare un'occhiata di sotto. Resta con lei, stanno arrivando altre 2 pattuglie. Michele, E chiudi a chiave. non andare.
Vado a vedere se sono arrivati rinforzi. Stia lontana dalla finestra. Stanno arrivando. E Michele? Vado a vedere. È al sicuro qui. Nessuno potrà entrare finché non tornerò. La prego, faccia presto.
Sono Tracy. Abe, non mi riconosci? Tracy. L'ho fatto per te, Abe. Così potremo riaverlo tutti e due. Ma se l'hai fatto per me, perché vuoi farmi del male? Io non vorrei mai. Che cosa ho fatto? Andrà tutto bene, vedrai. No! No! Abe! Non andartene! Non è stata colpa mia. Stava correndo troppo, mi è venuto addosso. Rimani qui. Di alla narcotici di scoprire chi riforniva Abe Grant di cocaina. E riaccompagna subito a casa la signora Grant, capito? Va bene. Che fai? Non vieni con noi? No, Gigli, per 24 ore non ci sono per nessuno. Per nessuno.